Dobar dan in dobrodošli v oddaji Žile. V oddaji, ki je namenjena nogometni reprezentanci Slovence v Italiji, ki se bo udeležila Europeade leta 2020. Salve a tutti e benvenuti alla trasmissione Žile, la trasmissione che è dedicata alla rappresentativa di calcio degli sloveni in Italia, che parteciperà al torneo, o per meglio dire al campionato europeo delle minoranze linguistiche Europeada 2020. V soboto 15. junija v Bazovici se je naša ekipa predstavila javnosti. Bilo je veliko pomembnih gostov. Med temi je bil tudi predsednik deželnega odbora Italijanske nogometne zveze Hermes Canciani. Sabato 15 giugno a Basovizza c'è stata la presentazione ufficiale della nostra squadra. Tanti gli ospiti presenti, tra questi anche il presidente del comitato regionale della FIGC LND, Hermes Canciani. Oglejmo si intervju, ki smo ga posneli v njegovi družbi. Guardiamoci quindi l'intervista fatta proprio con il presidente Hermes Canciani. Allora Presidente Canciani, perché è importante questa collaborazione? Anche la FIGC attraverso il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia collabora in questo progetto che porta la rappresentativa degli sloveni in Italia a Europeada 2020. Io ritengo che sia un progetto molto importante e molto ambizioso per tutta la regione. Come ho avuto modo di dire, questa è una regione che se vuole crescere, se vuole veramente diventare quello che tutti noi ci auspichiamo diventi, deve togliere tutti i trattini, deve togliere tutte le barriere. È bellissimo il motto di questa manifestazione e io in particolare, ho sposato questo progetto molto volentieri. Nella nostra regione ci sono diverse società che fanno parte appunto del tessuto della comunità degli sloveni d'Italia. Dal suo punto di vista qual è lo stato di salute quindi di queste società e perché sono importanti per tutto il Friuli Venezia Giulia? Non sono importanti, sono determinanti perché significa praticamente rispettare in una maniera quasi perfetta quello che è lo spirito che noi incarniamo e a me piace molto pensare che queste società vanno a giocare appunto dalla provincia di Gorizia o di Trieste in quella di Pordenone e viceversa, creando quell'armonia che è necessario per il buon vivere di tutta la regione. Infine una domanda di carattere più generale, la federazione che lei presiede è molto attiva in questi giorni e nelle prossime settimane, quali sono le sfide da affrontare per il calcio del Friuli Venezia Giulia? Noi abbiamo un importantissimo avvenimento in questi giorni che si gioca fra i campi di Trieste e Udine ed è l'Europeo Under 21, è un'occasione meravigliosa per le nostre strutture e per chiaramente tutti i nostri tifosi di andare ad vedere, ad ammirare quelli che saranno i campioni del domani e questo è il primo appuntamento. Successivamente ci sono attualmente una nostra rappresentativa Under 16 è impegnata in un torneo importante sempre delle comunità linguistiche EUSALP a Trento e poi ci apprestiamo a fare quello che sarà il clou della nostra stagione, c'è una trasferta a Toronto con una rappresentativa Under 17 in un torneo molto importante al quale siamo stati invitati. In tako torej predsednik Canciani pred našim mikrofonom in našo kamero e così ha parlato il presidente Canciani davanti alla nostra telecamera. Po predstavitvi so Žile igrale proti ekipi Sant'Andrea San Vito in zmagale z rezultatom 4-0. Gole so zadeli Juren, 2 zadetka, Kerpan in Celea. Dopo la presentazione la squadra degli sloveni in Italia ha giocato contro la compagine di Sant'Andrea e San Vito, vincendo per un secco 4-0 con 2 gol di Juren e poi 1 per Kerpan e Celea. In torej kaj pravi selektor Adamic o odigrani tekmi? Qual è l'opinione di mister Adamic su quanto visto sul campo di Basovizza? Oglejmo si prispevek, ecco a voi l'intervista. Torej, rezultat seveda sploh ni važen, to ni bilo bistveno. Bistveno je bilo ekipa, kaj bi je pokazala. Videl sem nekaj dobrih stvari, to, kar smo delali tudi na treningih. Po enih začetnih prvih 20 minutah, ko smo imeli nekaj težav, sicer ekipa nasprotna je bila mlada, so pa dosti tekli, so bili tudi deželni prvaki juniores, zato še kar kakovostna. Zato na začetku smo imeli nekaj preglavic posebno z razdaljami med nami. Potem proti koncu prvega polčasa pa je stvar stekla in sem zelo zadovoljen. Insomma, stai dicendo che il risultato di 4-0 in realtà non conta,
che cosa conta, ovvero che cosa è importante, che cosa ha dimostrato questa partita contro la squadra Sant'Andrea San Vito? L'importante era giocare, l'importante era trovarci, trovare le geometrie, trovare le distanze giuste tra di noi. Ci abbiamo messo un buoni 20 minuti, ma poi invece le azioni si sono susseguite veramente in modo soddisfacente, cioè sono contento proprio di quello che abbiamo fatto, si è visto anche il lavoro fatto durante i 2 allenamenti che abbiamo fatto. Za konec je to, danes je bil res lep dan za slovenski nogomet v Italiji. Kaj meniš nasplošno o današnjem dnevu? Infine questo, oggi è stata una bellissima giornata per il calcio degli sloveni in Italia. Qual è la tua opinione a fine giornata? Izreden, favoloso, res čudovito doživetje, res lepo je vse išlo, se zahvalim seveda Eugenu za režijo, se zahvalim tudi našim gostom, tako glasbenim gostom, kot tudi gostom iz Nogometne zveze Slovenije, Tonči Žilogar, potem predsednik Nogometne zveze Italije za državo Fulanijo-Ilsko krajino, zato mislim, da je bilo zares lepo. Una giornata veramente bellissima, devo ringraziare sia Eugen Ban per la regia che veramente è stata impeccabile, anche tutti gli ospiti, sia i nostri ospiti canori, i 2 complessi, però anche gli ospiti diciamo le istituzionali, sia il rappresentante della Federazione Slovena di Calcio e il presidente regionale della FIGC Canciani. Dajmo žile torej, forza žile! Žile, žile in žile. Tako je govoril Mario Adamic po tekmi z equipo Sant'Andrea San Vito. Così ha parlato il nostro selezionatore, il mister Adamic, dopo la partita con la squadra Sant'Andrea San Vito. Za konec si bomo gledali še intervju z igralcem Goranom Kerpanom e per finire vediamo cosa dice il giocatore delle nostre žile, Goran Kerpan. Goran Kerpan, eden izmed igralcev Slovencev v Italiji oziroma naše reprezentance, naših žil. Grande Goran! Dobro, torej, tvoje mnenje po današnji tekmi prijateljski proti ekipi Sant'Andrea San Vito, 4-0 rezultat. Kako je bilo na srečanju? Ja, smo pokazali, da imamo dobre individualne igralce, da smo nekaj začeli igrati skupinsko, ampak moramo še na tem delati, imamo čas, tako da do naslednjega leta lahko pokažemo še nekaj več. Insomma, sei contento di ciò che avete fatto oggi in campo, di questa prima partita vincente, molto positiva per la nostra squadra degli sloveni in Italia? Sì, abbiamo dei buoni giocatori individuali, oggi abbiamo dimostrato anche un discreto gioco di squadra che possiamo migliorare ancora in quest'anno che ci manca per l'Europeada, quindi siamo ottimisti. Med tekmo si doživel lajšo poškodbo, kaj se je zgodilo? Ja, en kontrakt, kot je normalno v igri, nagležen, zdaj bom miroval par dni, upam, da do naslednjega tedna bo vse v redu. Insomma, un piccolo scontro, quindi un piccolo problema fisico per te durante la partita. Ci sarai la prossima settimana quando si va in Austria? Sì, un normale scontro di gioco, in una settimana credo che recupererò, quindi sono ottimista. Si zadovoljen s svojim doprinosom danes? Sei contento di quanto hai fatto quindi? No, non troppo. Adesso mi ha messo sulla sinistra l'allenatore, il mio piede debole, così devo migliorarlo in quest'anno. Dopo vediamo se giocherò sulla sinistra o sulla destra, per oggi non sono così soddisfatto del mio gioco. Zaključimo z enim lepim, močnim dajmo žile, finiamo con un bel forza žile. Dajmo žile! To je vse torej za danes. Zahvaljujemo se našemu glavnemu pokrovitelju oziroma zadružni kraški banki Trst Gorica in vas seveda lepo pozdravljamo. È tutto per oggi, ringraziamo il nostro main sponsor, ovvero la ZKB Trieste Gorizia, e vi salutiamo dandovi appuntamento per la prossima settimana. Hvala lepo vsem in dajmo žile. Grazie a tutti e forza žile! Ma tutti